Una vista davvero incantevole e suggestiva. Siamo in pieno parco archeologico. Qui Aldo Capitano da qualche anno assieme alla famiglia ha trasferito la sua residenza e da subito è stato al centro di attacchi e di denunce, non per le abitazioni ristrutturate così come accertato anche dal consulente della procura nel rispetto delle prescrizioni dei progetti approvati, ma ecco i corpi del presunto reato edilizio. Questo tratto di percorso pedonale rotabile che stiamo attraversando, i pergolati e poi i due gabbie. Qui trovano rifugio le galline, qui trovano riparo i cani. Ho cercato di fare scrupolosamente tutto ciò che qui voi vedete in forma legittima e legale e questo è il risultato. La conferma è arrivata qualche giorno fa con la sentenza del GIP del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano, il quale è andato oltre la richiesta avanzata dalla Procura. Ha infatti emesso il decreto di archiviazione non per prescrizione ma perché non sussistono i fatti illeciti contestati. Il medico agrigentino a questo verdetto dà una lettura di più ampio respiro. La lettura non va solo a mio favore, va a favore dell'intera città, perché dobbiamo chiedere alla soprintendenza e chiedere e fare i conti con la soprintendenza, perché la discrezionalità non è una forma di diritto amministrativo che va vagliato come se fosse una fisarmonica e quindi ognuno si può diciamo regolare dicendo che una cosa si può fare o non si può fare. No, deve essere ampiamente motivata e deve ascoltare il regime legale che è vincolistico della materia delle zone vincolate. Per cui io presumo che la città ne attrae benefici da questa sentenza in quanto costituisce giurisprudenza. Già il GIP ha sentenziato riferendosi alla legge 20.2000 e il passato chiuso. Questo non significa che la 20.2000 non costituisce vincolo e non costituisce il rispetto della zona archeologica o della zona paesaggistica o ambientale, anzi qui non si può edificare, però gli arredi e altre cose si possono fare. Chiederà un risarcimento dei danni? Questo è nei miei pensieri, cercherò di capire se c'è stato un probabile fumus persecutorio oppure se c'è stata qualche azione diciamo di malinterpretazione delle leggi e le leggi non vanno malinterpretate, devono essere studiate e devono essere poi diciamo prescritte e se non sono prescritte bene vuol dire che c'è una responsabilità e se c'è una responsabilità il tecnico che ha sbagliato dovrà pagare.